benvenuti all'inaugurazione dell'antica fiera di Godega. Questo è l'evento per eccellenza, no, del nostro comune, perché rappresenta la nostra tradizione, la nostra storia e i nostri valori. E innanzitutto saluto e ringrazio per la presenza il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ringrazio i tanti colleghi sindaci e gli amministratori che sono qui presenti con noi oggi, nonché le autorità civili e militari che sono presenti. Come dicevo, la fiera è l'evento per eccellenza del nostro comune, è una fiera che nel corso degli anni, dei decenni si è evoluta per arrivare a quella che è la connotazione odierna. È una fiera che sicuramente mantiene il cuore pulsante, che è quello dell'agricoltura, un settore importante e trainante per il nostro territorio. Però al di là di questo cuore importante e fondamentale si è sviluppata con il mondo dell'artigianato, con il mondo dei servizi, si è sviluppata anche con la valorizzazione della nostra storia. E qui permettetemi un ringraziamento a coloro che ogni anno danno la disponibilità per portare qui in fiera attrezzature, macchinari o comunque qualsiasi cosa che rievochi la nostra storia rurale ed agricola. Ringrazio quindi Loris Peruc e Diotisalvi Perin. Con Diotisalvi Perin in special modo da anni è iniziata un'importante collaborazione anche per sviluppare di anno in anno nuovi scenari storici da portare qui in fiera. Come vedrete al palingresso è ospitata una mostra che arriva diretta praticamente da Bruxelles, perché fino a pochi giorni era lì, e rappresenta quello che è un periodo storico, un periodo della nostra storia che è quello delle foibe e quindi dell'esodo Giuliano Dalmata, e avrete modo di vedere e di fare un viaggio in questo percorso storico. Le mostre sono addirittura 3, di europarlamentari hanno realizzato questa mostra Foibe, tragedia ed esodo. Inaugurazione mostra lunedì 10 febbraio ore 18 che vediamo qui. Il parlamentare Stefano Cavedagna, che abbiamo avuto una stretta collaborazione, ci ha autorizzato a riprodurre la mostra. Ci sono tutta una serie di pannelli che fanno vedere cosa è successo al tempo. Queste mostre ricevute da Trieste fanno vedere esattamente cosa è successo al tempo. Poi ci sono delle altre foto che inquadrano nella parte in fondo le foibe. Questa documentazione l'abbiamo ricevuta da Massimo Lacotta, che è anche mio presidente organizzatore dei Cavalieri di San Giorgio di Vienna. Quindi ecco, abbiamo una stretta collaborazione con Vienna anche per capire meglio tante cose. L'altra mostra invece che vediamo qui a destra, dell'Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia, ripercorrono tutta una serie di vicende importanti. Questi documenti secondo me dovrebbero essere fatti girare nelle scuole, nelle comunità, per capire. Purtroppo noi non conosciamo cosa è successo in quel periodo tra appunto gli esuli e tutta quella gente ammazzata nelle foibe, e quindi è importante conoscere la vera storia. Come abbiamo detto questa mattina al Presidente Zaia, la storia bisogna ricordarla e conoscerla tutta, quindi col bene ereditario della memoria solo così si può costruire un futuro migliore.
segui tanto sul tema storico. Storico. Poi c'è tutta la storia, appunto, come dicevo, rurale, di quella che è la storia di come è cresciuto, no? Il nostro Veneto, e che appartiene a tutti noi, e noi ci teniamo che venga mantenuta. Non a caso l'anno scorso, per chi c'era, ricorderete, noi abbiamo firmato proprio qui il patto di amicizia con il comune di Campodoro, e qui ringrazio gli amici di Campodoro che sono presenti con noi, un patto con cui miriamo a mantenere vivo il ricordo di quelle che sono la storia e le tradizioni del mondo rurale e agricolo veneto, e anche la storia dell'emigrazione dei veneti nel mondo. E noi sappiamo che tantissimi veneti hanno popolato tantissimi paesi del mondo. E ringraziamo l'amministrazione comunale, quindi il sindaco e vice sindaco, per averci dato il permesso di esporre questa mostra. E avevamo intitolato questa mostra per non dimenticare il 90° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, in ricordo delle immani tragedie degli esuli istriani, giuliani, dalmati e foibe. Ma stiamo portando avanti un'iniziativa importante sui famosi ragazzi, studenti che sono stati uccisi, prelevati dal collegio Brandolini di Odarzo, in parte uccisi barbaramente sul Piave a Ponte della Priula, caricati dal collegio, disarmati e tutto, con il lasciapassare sia del Monsignor Visentin che del sindaco. Abbiamo avuto recentemente un incontro con il sindaco di Odarzo e il sindaco di Susegana per poter realizzare una stele sul Monticano, dove 13 di loro, dopo i 113 di Ponte Priolo, sono stati praticamente barbaramente uccisi, assassinati, affogati dentro nel Monticano. Ecco, vorremmo ricordare questa cosa con una stele, l'abbiamo ribadito appunto sia a questi amministratori, però sembra che ci siano delle difficoltà, e quindi io, dopo 80 anni di questa tragedia, vorrei invece ricordarli, come li voglio ricordare anche all'ingegner capo del Genio Civile, dottor Vincenzo Artico, che è stato anche vice sindaco di Odarzo.